Vai, via. Vai! 120 metri di passerella che nel punto più alto sovrasta di 120 metri il torrente Maè. Per riaprirla, dopo aver fatto i lavori necessari, ci è voluto un po' più del previsto, ma la soddisfazione ora è tanta. È un'opera che è stata costruita tra il 73 e il 75 e poi è stata manutentata una trentina d'anni fa e aveva bisogno di un intervento molto importante dal punto di vista strutturale, quindi siamo riusciti a metterci quasi 300.000 euro di investimento grazie anche a un contributo statale del Consorzio BIM e abbiamo realizzato quest'opera che è un'opera, penso per tutta la comunità di Igni è fondamentale perché di qua della passerella ci sono tantissime casere, ma anche un luogo turistico e un po' un simbolo del nostro comune. Per il comune di Longarone è un'occasione turistica in più, uno spettacolo davvero unico, ma anche un ostacolo per qualcuno che forse non la attraverserà mai, non la attraverserà più. L'ultima volta che l'ho attraversata è stata quando c'è stata la corsa Nafruada de Scarpetta, io che soffro di vertigini, accompagnato ai lati da due amici. Tanta fatica a passarla. Sì, questo è il mio problema, però questo è un luogo, ripeto, simbolo della nostra comunità.